Non è vero, non sono egocentrica. Guarda, Puoi andare un po' più in là, scusa. Beh, amori! Benvenuti in questo nuovo video Reaction contenuto multimediale. Tectonic. Allora raga, oggi andremo a reagire a un video del milanese imbruttito quando faceva le interviste in giro per le spiagge d'Italia. Perché dovete sapere che prima del cringe del collegio c'era lui, signori. Esatto. Lui. Quindi partiamo con la reaction. Imbruttiti, secondo un recente studio l'Italia sarebbe il paese più ignorante d'Europa e il 12° più ignorante del mondo dopo Sud Corea, Polonia e Serbia, tanto per citarne alcuni. Ma che novità. Ma va? Siamo venuti in spiaggia a Jesolo per fare qualche domanda di cultura generale. A Jesolo. A Jesolo? Sono da noi, cazzarola. Speriamo bene. Il passato remoto del verbo avere. E qua. Sentiamole. E qua, guarda, si mette 2 volte essi come il tipo del collegio, giuro. Ebbi avuto. Lei che la zecca e abbia avuto. Non è il trapassato remoto. È il trapassato, forse si è confusa, per questa volta la perdoniamo. Passato remoto. Avendo avuto. Abbia avuto. Io avevo. Io avessi avuto. Ma ne azzeccano uno! Avendo, avuto, avevo, ebbi, avessi cose. Se tu avresti avuto, egli avesse avuto. Avresse avuto. Noi avessimo avuto, voi avreste avuto, essi avessero avuto. Voi avessi avuto. Voi avessi avuto. Voi avessi avuto. Questo è un po' confuso. Essi avessero avuto. È pasticato. Il primo avverbio che ti viene in mente. Che è l'avverbio? Cosa significa avverbio? Che è l'avverbio? Andava bene. Che se l'avverbio? No, è l'avverb bio, versione bio, no? Biologica. Ah, la bio della verb. La vita della verb. Perché non ci sono arrivata prima? Che cazzo. Il. Articolo, il. I'm shocked. Cambia domanda, non lo so. No, quello, ha detto cambia domanda, non lo so. Perché se Piuttosto tu... di sparare cagate. Esatto, dico non lo so. Ora vediamo invece, qua dicono chi ha scritto I Promessi Sposi. Il manzo di Manzoni. D'Annunzio. Ugo Foscolo. Verga. Scusa? Verga. Di tombola, cioè lo so, verga, o foscolo, chi più ne ha più ne metta. Elefanti. Leopardi l'ha scritto. Era Manzoni. Un minuto di silenzio per la cultura italiana. Chi ha dipinto l'ultima cena? Gesù. Da quando Gesù era un pittore, scusa. Magari potevo anche essere una vita privata, che ne so. Beh. Dalle. Non so. 16 leopardi. Leopardi? Te dice Sapevo che diceva Gesù Cristo. L'ultima cena. Leonardo da Vinci. Standing ovation. È una che l'abbiamo azzeccata. Poi ho spento il cervello durante l'estate. Di solito si usa così. Ah, giusto, perché d'estate il cervello va in vacanza, mentre d'inverno si riattiva. È l'unica parte del mio corpo che va in vacanza, a quanto pare, senza che io lo sappia, perché portami con te! Questa non la so, non l'ho studiata. C'è l'autoritratto di Ah, dove Renoir. è uscito questo? Questo è uscito da Monsters. Da random? Dal random, una festa a caso. Monet. Gourmet. Giotto. Ma quello ha detto gourmet, cos'è che ha detto? Gourmet! Ma poi Giotto, è francese, Giotto! Senti come suona Giotto? Potremmo anche analizzare la frase. Renoir. Chi ha dipinto è Renoir. Chi ha dipinto l'autoritratto di Renoir? Autoritratto. Autoritratto, di che colore è il cavallo bianco di Napoleone che sboro! Lui, campione ragazzi, campione. La peluria finta si è messo sto cretino. L'anno di inizio e l'anno della fine della seconda guerra mondiale. 1 settembre con un certo ja e che visto che vuol dire invece la Polonia. E nel 1945 non viene sganciata la bomba. Un po' dopo, in realtà, un po' dopo. Vai. 65 alla fine, l'inizio, non me lo ricordo. 35 ha detto. No, 35. 65 ha detto. 35, cazzo ho detto? L'anno di inizio della seconda guerra mondiale è il 799, no. 1799.
Sì, buonanotte! Buonanotte! 789, rivoluzione industriale, sì. Qua il cervello è proprio indormessato. Dimmi almeno una delle 7 meraviglie del mondo. Io. Io, guarda, non sapevo che rispondevo. Io. Questa è la tua risposta, questa sarà la tua risposta. Ma no, io non sono così. Megalomane, mamma. Via di corsa, cazzo, via! Via che piove! Via! Andiamo! Ecco, cazzo, come piove, porca miseria! Faccio così, io, allora, se mi vedi correre, tu Per il scappa, cibo. no, tu scappa, perché tu già non mi vedrai mai correre nella vita, tu scappa perché quando mi vedi correre, perché vedrai è successo qualcosa di grave. Bene raga, e dopo aver visto un po' di ignoranza, l'ignoranza che dilaga, come sempre, il cringe ci appartiene. Ma che cazzo di facciamo? No, scusate. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia fatto un po' sorridere anche se a malincuore, perché quando si sentono certe bombe ci viene solo da piangere, ma non disperiamo. Quindi raga, acculturatevi il minimo, insomma, l'indispensabile per fare bella figura in giro per le spiagge, se vi beccano i giornalisti. E che sboro! Ci vediamo al prossimo video. Quando è che mi raggiungi in palestra?